Avrei voluto essere presente a questa conferenza di Nellivan Sammarchini, l'invenzione della città anfibia, che come tutte le altre da lei portate all'Ateneo Veneto sono di un estremo interesse anche in vari ambiti disciplinari, ma purtroppo un incidente sciistico mi blocca e essere a Venezia significa anche avere gravi problemi di mobilità. Quindi auguro ogni bene a questa iniziativa. L'Ateneo Veneto è una sede prestigiosissima e questi cicli di conferenze che ho deciso di sopportare nell'ambito della storia di Venezia sono estremamente significative. Quindi buon ascolto a voi tutti che siete presenti, ma l'aver registrato tutti quanti i cicli ci consente di renderli disponibili anche a distanza di tempo, e quindi vi invito a visitare i canali YouTube dell'Ateneo Veneto, dove sono disponibile una enorme quantità di materiali che anch'io contribuisco a rendere disponibile. Buon ascolto a tutti. Buonasera al gentile pubblico. Porto il saluto della Presidente dell'Ateneo, la dottoressa Antonella Magaraggia, che non ha potuto essere presente qui, e naturalmente anche il mio personale saluto. Cordiale benvenuto alla professoressa Nelly Elena Vanzan Marchini, nostra socia, che credo non abbia bisogno di presentazioni, essendo una nota studiosa e docente di tematiche legate in generale alla storia di Venezia, in particolare ai molteplici aspetti legati alla sanità nella Repubblica Serenissima, argomenti ai quali ha dedicato un numero davvero cospicuo di ben noti contributi scientifici. L'Ateneo è un'istituzione che ha sede nel cuore di Venezia e che porta nel suo cuore Venezia. È anche questo il motivo per cui siamo qui stasera a seguire in presenza una delle 3 conferenze, 2 realizzate da remoto, pensate per la celebrazione dei 1600 anni della città. È ancora un'occasione per trovarci di nuovo insieme, superate finalmente le more della pandemia, su un tema come l'invenzione della città anfibia, di fondamentale interesse, affrontato con grande originalità, di fondamentale interesse per la storia di Venezia e non solo. Con attenta partecipazione ci apprestiamo a seguire gli argomenti che ci presenterà la nostra benemerita socia, che ringraziamo molto per averci offerto questa grande occasione di apprendere dalla sua viva voce tante idee che ha portato avanti anche in questi anni con grande attenzione e cura. Grazie ancora a tutti, arrivederci. Ringrazio molto il Vicepresidente e grazie a voi e ben ritrovati dopo la lunga pausa di Covid, che ci ha costretto a relazionarci da remoto, perché io ho continuato a lavorare per l'Ateneo e anche con grande soddisfazione ho visto che le mie conferenze hanno avuto molte visualizzazioni, quindi diciamo che non è stato inutile il mio lavoro. Questa sera vi propongo questo tema, l'invenzione della città anfibia. Perché vi propongo questo alla fine delle celebrazioni dei 1600 anni della nascita di Venezia? Perché era stato inserito nella programmazione delle celebrazioni un ciclo appunto di 3 conferenze e mi premeva farlo alla fine. Sapete che è stato spostato perché c'era Covid e quindi abbiamo dovuto spostare tutte le celebrazioni, perché in realtà io vi propongo la creazione della città anfibia come un'invenzione sul lungo periodo. Quando i primi veneziani, i veneti, che poi presero il nome di venetici, si rifugiarono in queste terre incerte, non dovevano essere molto entusiasti di fondare una città dove in realtà
non c'era lo spazio per tracciare il famoso solco che doveva delineare la differenza fra la città e la civiltà urbana e la natura, fra la cultura cittadina e la natura circostante. Sappiamo che nella mitografia di tutte le città esiste questo momento, che è il momento appunto in cui si segna questo spazio che caratterizzerà poi la nascita di una presenza urbana. Però questa scelta è fatta in base alla posizione strategica del luogo, magari su un golfo, magari lungo un fiume, su vie di transito che sono importanti nodi di scambio. Quindi sono dei luoghi che hanno delle chance. Ditemi voi che chance poteva avere questo luogo. Questo è un covo lagunare, questo è un posto, un non luogo dove delle popolazioni hanno trovato rifugio, perché c'era la pressione dei barbari, perché l'unico stimolo che li ha portati a spostarsi in questo luogo è stata la paura. Questa città è nata dalla paura, è cresciuta nell'ingegno e è approdata alla bellezza. Questi 3 punti siano dei punti di riferimento che caratterizzano poi lungo i secoli il cammino di questa civiltà che si può definire anfibia. È una civiltà lagunare che appunto cerca di creare la sua forza dall'incertezza dei luoghi, che crea la sua originalità dalla ricerca di equilibri fra terra e acqua, equilibri che sono assolutamente instabili perché cambiavano ogni 6 ore col flusso delle maree, cambiavano ogni tempesta perché arrivava l'Adriatico. Attenzione, nel IV e nel V secolo c'è un'enorme ingressione marina che ridisegna l'agro-romano, lo cancella e ne fa laguna. Un'altra ingressione sarà intorno al IX secolo e un'altra intorno all'XI. Quindi chi poteva mai, se non un folle, desiderare di insediarsi in questo luogo? Oppure dei profughi che erano spinti dalla paura. Ma c'erano delle popolazioni in questi luoghi? Sì, c'erano degli autoctoni. Abbiamo una testimonianza di Cassiodoro, che è un ministro di Vitige e Teodorico, dei re barbari, che ha bisogno di farsi trasportare delle derrate alimentari a Ravenna. E quindi scrive ai tribuni marittimi di questi venetici, di queste popolazioni che vivono, dice lui, come uccelli palustri su palafitte, si muovono su barche piatte, sono abilissimi navigatori e fuori dalle loro palafitte non legano il cavallo, ma appunto le barche, e navigano fra queste velme, fra queste barene, tanto che da lontano sembrano navigare sulle terre e camminare sulle acque. Ma questa è la laguna che noi ben conosciamo. E questi popoli sono descritti come dei popoli che vivono quasi in un Eden di pace. Si cibano dei pesci che trovano, scambiano il sale, l'unica moneta che possono avere è il sale, ce n'è molto, e lo ricavano dalle saline e lo scambiano con le popolazioni di terraferma. Bene, su questa popolazione indigena ecco che si insediano questi fuggitivi, tanto a creare una specie di meticciato, ma a cercare delle terre certe. È chiaro che avevano negli occhi questo luogo sicuro che era fatto di aree liquide, di terre ora emerse ora no, ma nel cuore avevano la solidità delle zolle e le pianure fertili. In queste terre non c'era tanto grano, non c'era di che mangiare, e quindi ecco l'ingegno del dover creare e inventare una città in un luogo che tutt'al più era un arcipelago di piccoli isolotti. Questa pianta è una pianta del 1528 e si trova in un isolario. Venegia non è indicata come una città, ma come un arcipelago. E così fu. E pensate, se torniamo indietro nei secoli, questi erano degli isolotti e poi vennero trasformati in una città perché collegati. Ma inizialmente gli primi insediamenti erano lungo i litorali, perché erano più salubri, perché qualche polla sorgiva sotto le dune, si trovava, polla d'acqua dolce, perché nella laguna c'è tanta acqua, ma è salata.
e da bere acqua non ce n'è, acqua dolce. Quindi era un'altra invenzione da compiere. E il primo insediamento nel 742 della città, della capitale ducale, fu a Malamocco. Venne spostato dai litorali di Cittànova, di Equilo, cioè Jesolo. Quelle città erano stati i primi insediamenti perché vi ispirava l'aria salubre. Poi invece queste popolazioni, a causa delle pressioni dei Franchi che volevano conquistarle e a causa della venuta di Pipino, figlio di Carlo Magno, si spostano strategicamente verso le isole centrali, perché arriva Pipino con la sua flotta e allora lasciano deserta Malamocco. La narrazione, il mito dice che lasciano una vecchia, e quando Pipino e i Franchi gli chiedono ma dove sono andati, e lei indica, dice sono andati lì, prendete il canale che poi sarà chiamato Orfano e arrivate e troverete i Venetici. In realtà prendono il canale Orfano ma si incagliano nelle secche e vengono distrutti, vengono sconfitti dai Venetici, i quali chiameranno appunto Orfano quel canale, ricordando tutti gli orfani che i Franchi hanno lasciato in patria. Sia mito, sia realtà, sia esagerazione, una cosa c'è di fatto, che i Venetici in quelle lagune si trovarono in una sfera di ingerenza di varie nazioni in quel polo nord adriatico. C'erano le mire del papato, che mirava alle varie saline di Cervia e così via, l'immediato entroterra. C'erano le mire bizantine, Venezia era una filiazione di Bisanzio. C'erano le mire dei Franchi. E allora una cosa era certa, quando si insediarono nel cuore delle lagune in quelle isole, che lì avrebbero trovato l'indipendenza e la libertà, perché lì nessuno li avrebbe mai raggiunti. Le insidiose secche della laguna avrebbero costituito, come in realtà costituirono per secoli, le vere e invalicabili mura di Venezia. Queste sono le immagini che commemorano la disastrosa sconfitta di Pipino, e queste sono le immagini che un po' ripropongono quella che dovevano essere le isole in cui si insediarono. E questa sera quindi, quando vi parlo di città anfibia e cercherò di illustrarvi il farsi di una civiltà anfibia, vi propongo la trasformazione da questa situazione a questa. Noi la diamo per scontata, ma quanti secoli di invenzione, quanti secoli di lavoro. Questa è la vera epopea della nascita della città anfibia. È un'epopea che si svolge a contatto con la melma, a contatto con la terra, con l'invenzione delle palificate per arginare i canali, per trattenere la terra, per renderla solida in modo che regga i palazzi. E quindi qui c'è stata una liaison fra una natura inaccogliente, un assetto istituzionale, oggi diremmo una governance, che viene inventata da un gruppo di patrizi, un gruppo di potere, che si rende conto però che il potere in queste terre non le gestisce, non lo gestirà mai, se non in collaborazione con cittadini e con il popolo. La res pubblica è talmente difficoltosa da gestire che bisogna gestirla insieme. E quindi ecco che nasce una civiltà, cioè una situazione istituzionale e un'organizzazione sociale e culturale fatta per gestire l'ambiente e per trasformarlo in una città. Ovviamente l'habitat era in continua trasformazione, in continua transizione, e quindi bisognava cercare di bloccare a un certo punto l'acqua e di impedire che la terra venisse portata via, di impedire che però anche l'acqua venisse interrata, perché si comincia a realizzare che per spostarsi fra queste isole, come i nostri famosi antenati che erano pescatori, c'era bisogno di canali navigabili. Quindi se da una parte si difendeva la terra, dall'altra parte si doveva scavare l'acqua. Quindi
I primi sistemi di marginamento furono estremamente rudimentali. I pescatori di cui ci parla Cassiodoro nel 537 usavano dei vimini intrecciati per arginare queste zolle di terra. Poi vedete delle palificate e poi ancora ci si rende conto che la laguna deve essere conservata e difesa da una parte dai fiumi. Ci sono i fiumi che sversano in questa laguna e in maniera indefessa portano i detriti e quindi la trasformano. Ravenna è stata trasformata in pianura, Aquileia non è più un porto e ci si rende conto che addio laguna e addio sicurezza. E quindi si comincerà a monitorare i fiumi, a conquistare la terraferma per cercare di evitare che il flusso di questi fiumi interri la laguna e quindi ponga fine alla sicurezza della città. Dall'altra parte la forza demolitrice dell'Adriatico, che se rompe i lidi durante le tempeste rischia di trasformare la laguna in mare. Ecco, fra queste due forze contrapposte si sviluppa non solo la città, ma si creano degli organismi amministrativi che siano in grado di monitorare, di studiare, di fronteggiare e di prendere delle misure di sicurezza, appunto per conservare la naturalitas di questa laguna fatta di terra e di acqua. E quindi per il governo delle acque ecco che dal 1275 si nominano 2 soprastanti ai lidi. Non devono essere troppo vecchi perché devono andare in giro a controllare i lidi. Un terzo sarà aggiunto nel 1381 e diverranno stabili dal 1315. Interessante qual è la loro giurisdizione. Se devono difendere i litorali, quindi i lidi, devono controllare gli interessi dei privati, che tagliano gli alberi perché gli serve il legno per fare le capanne, per fare le case, ma fanno pascolare e se si pascola sui litorali, sugli argini, si eradicano tutte quelle arbusti che trattengono la terra e quindi si rischia di far degradare i lidi. Vietatissimo asportare la sabbia e vietato anche raccogliere i mitili dai moli, perché si rischia anche di degradare i moli. E nel 1402 sono esclusi da questa carica tutti i proprietari di terreno sui lidi. È la prima legge sul conflitto di interessi. Poi si creerà un magistrato alle acque molto più complesso, perché il Consiglio dei 10 nominerà nel 1501 3 savi che avranno competenza su tutte anche le acque intorno alla laguna e poi sarà creato un mega collegio solenne che però sarà troppo farraginoso, troppo grande da gestire, quindi si ritornerà di nuovo alla valorizzazione di 3 savi esecutori delle acque. Vedete, vi dico questo, sono dei dati mnemonici? No, ma ci danno l'idea di come la cosiddetta governance in termini moderni cerchi di creare a livello istituzionale degli organismi che siano in grado di gestire l'ambiente, di studiarlo e di contemperare le esigenze dell'urbanizzazione, che è al centro della laguna, con la conservazione della natura, la preservazione della natura. Diremmo oggi, in termini moderni, sviluppo sostenibile. Nel 1542 questo magistrato alle acque organizza un ufficio tecnico e l'ufficio tecnico è costituito da un matematico. Un matematico era, diciamo, l'ingegnere che faceva tutti i calcoli e da lui dipenderanno 3 proti. Anche qui è un dato che potrebbe essere solo tecnico, ma è interessante perché le 3 competenze sono sulla laguna e i porti, sui lidi e sui fiumi. Le 3 componenti che devono armonicamente essere gestite per salvaguardare la laguna e la città. E 3 viceproti aiutanti. Uno di questi proti è il famoso Cristoforo Sabadino, che nel 1500 progetterà le fondamenta nuove e le zattere, perché sarà il sistema per difendere la città nei suoi argini esterni dalle aggressioni dell'acqua. Quindi le fondamenta sono il primo sistema di protezione di Venezia
e delle insule periferiche della città. Ma l'aggressione più importante e più pericolosa è proprio quella dei fiumi. La loro forza non si stanca mai, continuano a portare detriti dalle Alpi, dalle Prealpi, fino in laguna, fino a Venezia. Questi detriti interrano e quindi si crea nel 1330 un arzere, un argine, d'intestatura, perché vedete lì, davanti al Brenta, si scaricano tutti i detriti e vengono violentemente portati fino in laguna, dove interrano. Lì avevano interrato delle zone in quella zona segnata in rosso. E allora si crea un argine per rallentare questo corso e per fare in modo che depositino lì i detriti. Un altro arzere partidor è creato nel 1400 per cercare di dividere la laguna e per pilotare le acque del Brenta lontano da Venezia, in modo che i detriti vadano da quella parte, ma con pochi risultati. E poi ci sono le varie diversioni del Brenta dal 1457 in poi. Senza poi pensare che Venezia deve conquistare l'entroterra padovano per rifornirsi di acqua dolce. Dal Brenta prenderà l'acqua per rifornire i pozzi. Come vi ho detto, Venezia è in acqua, ma non ha acqua potabile. Quindi costruisce in tutta la città delle cisterne, in tutti i campi per il popolo, in tutti i palazzi per i nobili. E queste cisterne sono rifornite dall'acqua piovana, ma quando la città diventa troppo popolosa l'acqua piovana non basta più, quindi si va a prenderla alla Seriola, al Brenta. Ecco perché l'importanza di avere la terraferma. E poi invece dalla parte del Sile e del Piave le successive diversioni dei fiumi. Non è stato tutto rose e fiori. Nel 1642 si fanno i primi interventi sul Sile, poi sul Piave e si spostano un po' verso Santa Margherita. Poi si crea una comunicazione fra Piave e Sile. Vi sto sintetizzando, ma ci sono alluvioni. Tant'è che a un certo punto il Piave si sposta spontaneamente a Cortellazzo e il Sile scorre nella Piave Vecchia. Quindi queste sono tutte le attività che si svolgono verso la terraferma, ma dalla parte del mare intanto si sperimenta la costruzione dei cosiddetti spironi guardiani, di moli guardiani. Sono le cosiddette dighette dove noi andiamo a fare il bagno al lido. E ancora oggi, vedete, questi sono degli spironi che dovevano essere sempre sperimentali, compatibili e reversibili. Cioè gli interventi che si facevano, soprattutto per quanto sui lidi o sui fiumi, dovevano avere queste caratteristiche: la sperimentalità, la compatibilità con l'ambiente e la reversibilità. Per esempio, di questi, proprio nel Magistrato alle Acque, noi troviamo la progettazione di queste dighette, perché erano destinate a rallentare il flusso dell'Adriatico, che rallentando deponeva la sabbia e ripasceva i litorali. Per cui anche oggi voi vedete, queste sono le dighette che ancora oggi si fanno, vedete che c'è il litorale ripasciuto? Perché le correnti dell'acqua che sono rallentate del mare depositano la sabbia. Quindi una vecchia tecnica, un vecchio sapere applicato ancora oggi. Ma il problema era difendere i lidi. Pensate Caroman, il lido di Caroman che è largo pochi metri, e si usavano tavoloni, si usavano, vedete, palificate in fisse e degradanti, in modo che l'acqua, quando il mare era grosso, salisse ma poi ridiscendesse, fosse fatta riconfluire verso il mare. Ma i materiali erano quel che erano, non tenevano, il legno veniva degradato, allora si usavano i sassi, e finché nel 1738 si usò la terra di Pozzuoli. Si scoprì questa terra lavica che al contatto dell'acqua cementava, e quindi si cominciò a costruire il primo segmento che ancora potete vedere a Malamocco. Questo primo segmento del 1738 che fu sperimentale, come al solito, sperimentale, compatibile, reversibile, ma tenne, e quindi si fecero tutti i murazzi
lungo tutto il Lido. Quando verrà Goethe dirà che questa è una delle 7 meraviglie del mondo e plauderà a questa Repubblica di Castori, così disse, che aveva saputo costruire questa città meravigliosa, appunto come solo i Castori avrebbero saputo fare. Ma questa grande forza della Repubblica di Venezia, che fu quella di misurarsi con queste forze naturali, si esplicò anche nell'organizzazione della vita quotidiana. Se da una parte noi abbiamo appunto il contrapporsi di elemento a elemento della terra e l'acqua, in città vi furono delle misure che fin dal 400, dal 300 furono adottate. Bisognava pulire i campi. Perché? Perché se l'acqua cadeva, entrava nelle cisterne, sporca, inquinava le cisterne e c'erano dissenterie e febbri varie. Quindi c'erano delle squadre di nettezzini, quartiere per quartiere, che dovevano tenere pulita i gattoli per far defluire l'acqua quando pulivano le strade e tenere puliti i campi perché l'acqua non entrasse sporca nelle cisterne. Ma poi c'erano delle macchine per scavare i canali interni e i canali anche più grandi, il Canal Grande, il Canale della Giudecca, il bacino. E qui abbiamo il colpo di genio del Senato veneziano. Nel 1474 inventa il brevetto. Le prime privative, le prime concessioni a privati di gestire delle aziende personali per uso pubblico sono date per macchine per l'escavo dei canali. Siamo nel 300. E poi, alla fine del 400, ecco che il Senato veneziano decide, per attrarre le intelligenze, per attrarre i cervelli, che dice passano in questa città ma non si fidano a esporsi con le loro creazioni perché hanno paura del plagio. Bene, noi allora garantiamo loro la tutela dell'invenzione. Garantiamo che perseguiremo chi sottrae loro la loro invenzione. In pratica scoprono il brevetto. 1474 e nelle carte del Senato ce ne sono a migliaia di questi brevetti. È una scelta oculata del Senato che non cerca di rubare le invenzioni dagli altri luoghi, ma cerca di attrarre gli inventori, non solo, ma se l'invenzione funziona, se l'invenzione è di pubblica utilità e sarà dimostrata di pubblica utilità, la sovvenzionano, se funziona pagheranno anche l'inventore affinché crei degli operai specializzati. Questa è la città anfibia di cui vi parlo, che è la città anfibia che guadagna palmo a palmo il terreno. Vedete a sinistra con l'escavo, ma con quelle palificate per chiudere i canali, per metterli in secca e per creare le fondamente con i battipalo. Ma i battipalo servono anche per creare il sostrato che tenga i palazzi, che tenga le costruzioni e che sia quindi il succedaneo e sostituto di un terreno che altrimenti sarebbe inaffidabile. Altre invenzioni furono appunto quelle delle pompe per pulire i pozzi inquinati dalle acque alte. Anche allora ci sono sempre state a Venezia le acque alte, era un guaio se entravano nelle forine dei pozzi e li inquinavano, ma soprattutto anche i mulini. E i mulini, sapete che a Venezia era un po' difficile creare dei mulini che di solito in terraferma sfruttano la forza dell'acqua che scende, qui l'acqua non scende e quindi ci sono vari brevetti per sperimentare dei mulini. Il grano non c'è, come l'acqua. Il grano, ovvero l'oro della terra, a Venezia bisognava andarselo a comprare. Lo scambiavano i primi venetici con il sale e a suon di ducati se lo comprano i veneziani, tant'è che proprio vicino alla piazza, in fronte alla piazza, si costruiscono i pubblici granai. Credo pochi esempi ci siano al mondo di pubblici granai che ostentano così il loro splendore e la loro magnificenza come i pubblici granai che vediamo qui. Ma i primi fondatori di Venezia avevano nel cuore e nella mente dei riferimenti di piazze di terraferma.
Qui vedete che c'è inquadrata la Basilica di San Marco e la prima piazza, diciamo che è quella che si svolge anche con la processione del Gentile Bellini, dove si svolgono le processioni. Ma poi con la Renovatio Urbis e con la costruzione della Torre dell'Orologio, ecco che abbiamo ormai il Rio Batario, che era dalla piazza, andava dalla piazza al bacino, è stato interrato. Abbiamo questa seconda piazza, e questa seconda piazza si apre la prima piazza al Molo. Ma nel corso del Cinquecento, la vera piazza dei veneziani, la piazza della città anfibia, è quella che si apre verso il bacino. Il fronte principale del Palazzo Ducale si affaccia all'Adriatico e ai suoi possedimenti, si affaccia al mare. Il bacino è l'anticamera del mare. E vediamo che appunto i pubblici granai costituiscono il forziere dell'oro della terra, ma anche nel portale centrale c'è la sede del magistrato della sanità, cioè del magistrato che deve monitorare tutto il Mediterraneo e tutto l'Occidente per far fronte alle epidemie di peste, e ci riuscirà. Ma ancora vicino simbolicamente noi abbiamo lo Scrigno della Cultura, la biblioteca marciana, scusa, e lo Scrigno della Finanza, la pubblica zecca. Quindi abbiamo un fronte sul bacino di questa piazza liquida che verrà a caratterizzare nell'immaginario di tutti i popoli, ma anche degli stessi veneziani, quella che è l'essenza stessa della civiltà anfibia e la sede dei pubblici granai, appunto. Ma dall'altra parte della piazza liquida ecco che abbiamo i due grandi templi che sono eretti in occasione di due eventi catastrofici: 1576 la peste che fece costruire il Tempio del Redentore, e 1630 che fece costruire il Tempio della Salute. Ma sono solo due presenze devozionali? No, non solo. Sono la certificazione che la Repubblica è interlocutrice diretta del Sacro, del Redentore e della Madonna, tant'è che dal 1630, grazie al suo magistrato della sanità che è sull'altra sponda, la peste non entra più, perché fa una politica di una tale attenta prevenzione che riesce a arginare fuori dai suoi domini la pestilenza, e tutti gli altri stati se ne accorgeranno. Ma l'insularità, che era stato un handicap, in realtà poi è utilizzata dall'organizzazione urbana per potenziare quelle che sono le attività politiche. L'insularità attorno a San Marco per il potere, l'insularità attorno a Rialto per l'economia, una sorta di insularità produttiva nell'arsenale dei veneziani, e ancora l'isola di San Lazzaro per i lebbrosi, un'insularità più appartata che è quella per i mali da contenere come la lebbra. E ancora nella punta di Castello nel 1300 si decide di spostare tutti gli ospizi che erano a Venezia, erano stati fondati da molti proprietari, molti ricchi proprietari, i quali avevano voluto creare dei piccoli ospizi. Ebbene, si decide di accentrarli tutti lontano, perché ormai Venezia ha fatto la sua scelta di rappresentanza, è una città mercantile, non può tollerare che in ogni campo, presso ogni ponte, ci sia un lebbroso, ci sia un malato, e lo dicono chiaramente, perché omnia viscera come ventur, traduzione, fanno moto di stomaco, sono brutti da vedere. E però una città cristiana è giusto che li assista, ma li assiste nella punta di Castello, in un posto un po' lontano, come pure i lebbrosi. Ma poi necessità sarà anche quella di creare 2 lazzaretti per tener fuori la peste. E quindi ancora una scelta insulare che potenzia le insularità più appartate e le loro peculiarità, proprio al fine di gestire la città anfibia. E poi ancora San Servolo, che sarà ospedale militare. Il ghetto, anche questa è una scelta insulare. Si decide di accettare la finanza internazionale degli ebrei. A Venezia non si vogliono i Monti di Pietà, perché i Monti di Pietà sono troppo gestiti dalla carità cristiana. Ma gli ebrei vanno benissimo, hanno in mano molta liquidità,
prestano su tassi controllati, sono gestiti dalla Repubblica, prendono in affitto il ghetto con un contratto di affittanza, sono degli interlocutori dal punto di vista della Repubblica eccezionali. Sono dei contribuenti importantissimi perché prestano anche alla Repubblica. Quindi lì la scelta è molto levantina. Non potrebbero accogliere gli ebrei, Papato non lo vorrebbe mai, ma in un'isola sì, gli danno in affitto un'isola. Quindi è una situazione, come dirà il Grevenbroich, che è ideale per la Repubblica, ma anche ideale per gli ebrei, perché saranno anche tutelati nell'isola. Infatti non vogliono andare nella prima scelta che potevano avere alla Giudecca, perché non sono tutelati da eventuali aggressioni come succedeva a Roma e nelle altre città. Le isole, sappiamo che le isole hanno la peculiarità positiva e negativa di essere appunto circondate dall'acqua, e i ponti furono l'elemento costitutivo importantissimo per i veneziani. Erano in legno, erano levatoi, altro particolare che non siamo abituati a considerare. La civiltà a cui ci si ispirava inizialmente era di terraferma. I trasporti erano fatti da quadrupedi. I nobili viaggiavano a cavallo, perché il segno della nobiltà era essere cavalieri. La campana che invitava i patrizi al maggior consiglio si chiamava la trottiera, perché dovevano mettere al trotto i cavalli. Ma a un certo punto i cavalli ci si rende conto che costano, mangiano, bisogna comprare le biade, hanno bisogno di spazio in una città che non ha spazi. E le barche non costano, arrivano dappertutto, si voga, si riesce a trasportare anche grandi pesi senza problemi. Quindi i primi ponti che sono levatoi per far passare i cavalli, poi lentamente, siccome i cavalli creano anche incidenti, in Frezeria c'è un divieto di circolazione a un certo punto, all'inizio fra 200 e 300, perché scalciano, perché creano appunto investimenti di pedoni. E quindi lentamente si sopperisce al ponte in legno con i ponti in pietra e il ponte si inarca, e man mano che il ponte si inarca la barca passa sotto, il cavallo sparisce, il quadrupede sparisce. Lo stesso ponte di Rialto era un ponte levatoio al centro per far passare le barche e per far passare sopra i cavalli. Era un ponte in cui si scambiavano anche le merci. Ecco, vorrei farvi presente un altro particolare. A Venezia si ragionava di qua e di là dal canale. Ancora adesso certe volte si dice vado di là dal canale. Ecco, di qua e di là perché? Perché anche c'erano una magistratura importantissima che erano i procuratori de Citra e de Ultra, che erano coloro che avevano l'incarico di sorvegliare sulle donazioni che venivano fatte al pubblico. Quindi donazioni che venivano fatte con vincolo morale, ovviamente, alla Basilica di San Marco, alle scuole grandi, alle scuole piccole, agli ospedali e così via. Erano, diciamo, la presenza etica della Repubblica nei confronti di chi aveva fiducia nelle istituzioni e quindi donava, lasciava e doveva essere rispettato. Grandissima civiltà, di cui forse abbiamo perso traccia, anzi. E quindi in questo ponte che collegava il di qua e il di là dal canale si scambiavano le merci di coloro che venivano e confluivano dalle due parti. Ecco perché nella chiesetta che è proprio ai piedi del ponte, questo è il ponte levatoio, guardate, la fotografia l'ho fatta l'altro giorno, ci sono i lavori di restauro, ma c'è questo particolare, questa iscrizione invita i commercianti a rispettare onestamente i pesi, i prezzi e le misure in quella scritta, proprio perché era quella zona in cui si svolgevano queste attività. Ma nel 1524 il ponte di legno, che nei secoli era stato sempre mantenuto, perché ovviamente il legno, sapete, si corrode, soprattutto dove l'acqua lambisce, il legno e l'aria lo corrode.
E quindi era una domenica d'agosto del 1524, un gran boato, il ponte crolla. Non era la prima volta, ma comunque si comincia a discutere di sostituirlo con un ponte in pietra. Si analizzano per decenni i vari progetti, si interpellano gli archistar dell'epoca, questo è un progetto di Palladio, e anche Michelangelo interviene. Purtroppo il suo progetto è andato perduto. Ce ne sono tanti, il dibattito è molto fervido, si discute se farlo a 3 archi o un arco, ma poi si dice ma perché a 3 archi dopo non passano più le barche sotto? Lo facciamo, si sceglie di farlo ad un arco. E nel dibattere tutto ciò, ecco che il grosso problema è quello di reggere la spinta di un unico arco, no? E infatti ci saranno poi degli edifici costruiti sopra, ma soprattutto si decide di costruire una palificata a gradoni digradanti verso il centro che sia in grado di reggere appunto la spinta dell'arco. Eccolo qua. 3 gradoni discendenti di 6.000 pali per parte. Chi ascolta dice 6.000 pali per parte. No, quando dicevano un numero lo dicevano giusto perché i pali li commissionavano nel Bellunese o nelle Prealpi, li numeravano, li componevano in zattere, li facevano scorrere fino o alle zattere per l'edilizia o invece per l'arsenale dalla parte delle fondamenta nuove, e arrivavano marchiati e numerati tutti. Quindi dobbiamo pensare anche di crederci quando vediamo questi numeri. E ecco il risultato. Il risultato è di un ponte di Rialto iniziato il 9 giugno 1588 e finito nel 1592. Costò come preventivato 240.000 ducati. Tenetevi bene a mente questo dato. Ma poi la Repubblica non farà altri ponti sul Canal Grande. La Repubblica cade in mano dei francesi, poi degli austriaci, e gli austriaci pensano di farne la spiaggia degli imperi, pensano di farne il porto secondario di Venezia, dell'Austria, perché il porto principale, non dimentichiamolo, sarà Trieste, e Venezia sarà molto depressa nella sua economia e anche nella sua vocazione marittima. Bene, si crea il ponte della ferrovia perché si vuole congiungere, questa è la modernità che arriva in città. Non vi dico le discussioni molto interessanti da leggere anche in tutti i documenti d'archivio, perché si diceva che avrebbero trasformato Venezia in una penisola e così via. Quindi, al di là delle discussioni, la prima pietra viene posata il 25 aprile 1842 e nel 1846 il ponte è eseguito. Ingegner Milani, Meduna e Duodo. 222 arcate, 75.000 pali di larici, lunghi 4 metri. Particolare, i patriotti che lavoravano al ponte ci mettono già le mine che faranno brillare 2 anni dopo, quando con la rivoluzione di Manin la prima cosa che faranno brillare questa cordone ombelicale con la terraferma. Ma il nuovo accesso a Venezia capovolge la visuale. Si entrava sia per chi veniva dalla terraferma che per chi veniva dal mare, l'ingresso, la piazza era il bacino. E questo prendere il pesce dalla coda implica che bisogna creare una nuova viabilità pedonale, perché la ferrovia porta molti pedoni e quindi ecco che si innescano, questo è appunto l'attacco della ferrovia dietro Santa Chiara, e quindi si innescano una nuova viabilità pedonale. La fonderia Neuville crea nel 1854 il ponte dell'Accademia, che si percorrerà con un pedaggio di 3 centesimi. E poi un secondo ponte sarà fatto proprio davanti alla stazione ferroviaria, quindi nel 1858. Ma questo secondo ponte comporterà anche la creazione della strada nuova. La strada nuova, tutta quella sezione verrà sventrata. Verrà sventrata per portare il flusso pedonale fino al centro, fino a San Marco e a Rialto.
i governi cambiano, le governance, come vi dicevo, si modificano e si modificano anche in base al nuovo concetto di modernità, che ha come riferimento la terraferma, non solo la ferrovia, ma anche le macchine e il mito della velocità. Quindi l'epoca fascista deve arrivare con la macchina, si deve arrivare velocemente in una nuova testa di ponte. E quindi viene raddoppiato il ponte della ferrovia. E in 21 mesi, dal 1931 al 1933, ecco che nasce il ponte del Littorio. Il ponte del Littorio che viene inaugurato è il più lungo del mondo. Lungo 4 km, largo 20 metri. Inaugurato, vedete, con una sfilata di macchine di gerarchi, e anche questo però crea delle nuove viabilità. Questo comporta lo sventramento di tutta una parte medievale che è dietro fra Santa Margherita e San Pantalon, dove si crea Rio Novo. Cioè si crea una bretella fra Piazzale Roma e il Canal Grande nei pressi di Ca' Foscari. Addirittura si creano delle nuove soluzioni come quella dei 3 ponti, che in realtà sono 5, perché sono 3 ponti in pietra e 2 in legno. E poi il Rio Novo, che come sapete è un rio di notevole lunghezza e anche di notevole larghezza, con edifici appunto moderni, fra virgolette. L'altra parte della viabilità che viene incrementata è la sostituzione dei ponti in ferro. Il ferro ormai si degrada e quindi l'ingegner Miozzi, che è un genio di quest'epoca, evidentemente crea, pensate, in 37 giorni il ponte dell'Accademia. È la più grande arcata lignea dell'Europa e viene posta in 37 giorni anche con le ferie di Natale comprese. E sempre l'ingegner Miozzi, qui siamo nel 33, nel 34 crea anche il ponte degli Scalzi, unica campata questa volta in pietra. Sappiamo che l'epoca fascista ha fatto grandi opere anche con grande velocità, ma arriviamo ai tempi nostri. Di ponti sul Canal Grande non se ne sono fatti più, fino però al 19 settembre 1996. In quella data fatidica era sindaco Massimo Cacciari, che su consiglio di Roberto D'Agostino, assessore all'urbanistica, accetta una donazione. È l'architetto Santiago Calatrava, che gli dona su un foglietto lo studio di fattibilità del 4° ponte sul Canal Grande. Si era discusso da tanto tempo di fare un ponte fra Santa Lucia e Piazzale Roma. Ebbene, arriva questa Archistar e dona questo progetto di fattibilità. Questo è il luogo in cui si pensa di costruirlo, vedete, 4° ponte sul Canal Grande, lì non c'è ancora nulla. Il 3 maggio del 1999 il Consiglio Comunale accetta la donazione. La spesa presunta è di 7 miliardi 440 milioni di lire. Siamo in lire ancora, 99. La gara per la progettazione esecutiva, perché si deve fare gara, è un'opera pubblica, ma siccome il progetto di fattibilità l'aveva fatto Calatrava, era difficile che lo vincesse qualcun altro. Lo vince Calatrava, che prenderà 255.271 euro. Guardate, io ho avuto il grande piacere di avere il dossier della commissione d'inchiesta e quindi tutte queste cose le ho viste in questo dossier che mi interessava molto studiando la cultura materiale della città. Ma prende anche 91.800 euro di consulenza architettonica e altri 67.320 di consulenza tecnica. Questo per chiarire la gratuità della donazione. Però il Calatrava non accetta di fare la direzione dei lavori, che è fatta dal comune, quindi dagli ingegneri Scibiglia e Vento. Ecco. Nel 2002 viene fatta una gara e vince la ditta Cignoni al ribasso
per 4.075.000 euro. Tempo di esecuzione 456 giorni, siamo nel 2002. Non si era considerato una cosa, che la ditta Cignoni è una ditta che fa autostrade in cemento e che il ponte è in metallo. Quindi i due basamenti erano in cemento, anzi come voleva Pietradistrija, ma l'arcata era in metallo. Andiamo avanti. Quindi la Cignoni subappalta i 3 conci in metallo alla ditta Lorenzon, che scopre che i calcoli statici che aveva fatto Calatrava erano sbagliati. E infatti anche nei dossier della inchiesta si viene a verificare che, interpellato l'ingegner Creazza, che era uno degli ingegneri più importanti di Venezia, che poi era morto nel 2002, ma prima aveva detto che quel ponte, siccome era una sfida alla legge di gravità, perché così l'aveva presentato il progettista Calatrava, aveva detto voglio sfidare la legge di gravità, sì, ma con i soldi nostri, però con i soldi pubblici italiani. Allora il Creazza aveva detto questa sfida, ma bisogna fare una catena sotto per ancorare le 2 teste di ponte, perché se è troppo ribassato l'arco bisogna creare delle controforze, controspinte. Allora Lorenzon, quando si trova a realizzare le 3 parti di ferro, di metallo, vede, dice ma qua non regge niente perché i conti sono tutti sbagliati, e altri soldi che vengono investiti. Nel maggio 2007 la spesa raggiunge 12.700.000 euro e viene nominata una commissione d'inchiesta. Quelli sono gli atti che io ho guardato, infatti, a livello comunale. Intanto si fanno i 2 conci laterali e ci si rende conto che il concio centrale non passa da nessuna parte. Finalmente, con un sacco di calcoli, si capisce che nella notte fra il 7 e 8 agosto, quando ci sarà il colmo di bassa marea, si potrà far partire da Marghera il concio centrale su una chiatta, farlo passare sotto il ponte di Rialto con uno sfrido di poche decine di centimetri e finalmente collocarlo sui 2 conci. Questo è il Gazzettino, che finalmente plaude al fatto che fra il 7 e l'8 agosto 2007 questo terzo concio è passato sotto il ponte di Rialto e finalmente eccoli là i 3 conci. Eccolo là il ponte quasi finito, ma non sono finiti i problemi. Perché il Calatrava, oltre a sfidare le leggi di gravità, ha voluto anche non occuparsi minimamente di quella che era la tradizione costruttiva dei 1000 ponti veneziani fatti nei secoli, che avevano usato dei materiali piuttosto flessibili, che avevano messo sui gradini delle fasce bianche. Lo conoscete il detto fascia bianca cuoio nero? Perché la fascia bianca quando si bagna è scivolosa, però di notte serve perché non fa incespicare, no? Ecco, quindi tutta una serie di detti, di tradizioni, di saperi della nostra cultura materiale all'Archistar non interessavano. Infatti quando viene intervistato e gli dicono ma scusi, ma come mai ha scelto questo rosso? Perché piace tanto a mia moglie. Allora, queste sono interviste che io ho citato in varie mie pubblicazioni. E soprattutto usa la trachite per la parte centrale del ponte e il vetro per i gradini laterali. E un'illuminazione a LED sotto il ponte. Quando si fa la prima prova di accensione dell'illuminazione, molte persone cadono e si fanno male. Perché? Perché l'illuminazione sotto il ponte con una parte centrale scura e la parte dei gradini crea dei coni d'ombra e dunque ci sono molti problemi. Non solo il corrimano è di metallo, con il sole diventa bollente. E il parapetto, queste non sono cose mie, sono tutte cose documentate dalla stampa e dalle relazioni. Il parapetto è interessante perché è luminoso e trasparente, ma ci appiccicano le gomme da masticare e si sporca facilmente e poi si striscia. Alla fine ci sono molti invalidi perché cadono e si fanno male sul ponte. Questa è la stampa
Calatrava la luce fa sparire i gradini, ma se voi eravate qui lo sapete bene. Calatrava, cambiate i gradini. Il comune dice no, scusa, ce li hai fatti così, è troppo costoso. Lo stesso Calatrava aveva detto. E finalmente il comune, per queste polemiche, il sindaco Cacciari aveva minacciato la denuncia a chi criticasse il ponte di Calatrava, però alla fine il comune cancella l'inaugurazione e lo chiama il ponte della Costituzione, cioè cercando di dargli un'autorità che invece non aveva guadagnato sul campo e non aveva guadagnato il favore della popolazione. In realtà il ponte si rivela molto utile perché già appena fatto registra 22.000 passaggi, ma utile e va a intasare ancora di più tutto il traffico su Piazzale Roma, che era già intasato anche dal people mover. E quella immagine, quel cartello che voi vedete, era stato esposto da tutti i negozi che erano Santa Croce e San Polo, che vengono tagliati fuori dal flusso dei visitatori che arrivano da Piazzale Roma e che fanno la strada nuova, e addirittura dal flusso anche degli studenti che arrivano per andare agli UAV e che non passano più da tutta quella zona e che quindi è costretta a chiudere. Ma altri problemi tecnici si cercano di risolverli con queste proibizioni. La proibizione di andare con i carrelli, di andare con le carrozzine. Notare con i carrelli fra la ferrovia e Piazzale Roma e con tutte le persone che hanno le valigie era un problema. La proibizione ovviamente di buttare dei chewing gum e soprattutto l'avviso che siccome il ponte è stato fatto senza osservare le normative europee per i disabili. Quando è stato progettato c'erano delle normative per cui tutti i ponti dovevano avere delle condizioni agevolate, delle corsie, delle tapis roulant, insomma, per i disabili, soprattutto ponti di quella grandezza, di quella portata. E lì invece non era stato fatto. Una serie di polemiche con tutte le associazioni, ovviamente di disabili, e intanto si creano nuovi mestieri, cioè una serie di abusivi che prendono, agguantano le valigie a forza, le trasportano e esigono la Mercede, la vile Mercede. E quindi ci sono anche delle contestazioni perché volevano parecchi soldi per fare il ponte. Allora, in tutta questa marea di discussioni, per i disabili si decide di creare un ovetto, famigerato ovetto, una sorta di teleferica, ecco, che deve portare il disabile esponendo al pubblico ludibrio per terra e per mare, oltre al fatto poi che l'ovetto, quando veniva ricollocato sotto il livello di marea e quindi prendeva pure l'acqua e si degradava. 1 milione di euro viene portato via e si risolve così la questione. Ecco, noi adesso ridiamo, ma è un po' più da piangere forse, no? Ecco il famoso ovetto che sta scendendo nella sua custodia. Ecco qui i due ponti. Il ponte di Rialto, vi dicevo, 240.000 ducati, e il ponte di Calatrava. Io ho consultato i 5 faldoni del ponte di Rialto, ma non voglio essere una nostalgica, con la curiosità del tecnico. Questi hanno discusso, hanno verificato di che cosa c'era bisogno, di che cosa si aspettava la popolazione, che lì andava a far mercato, e hanno fatto un ponte con le botteghe sopra, con 3 vie di scorrimento. Si sono interfacciati con la popolazione, con la realtà urbana. Qui, ponte di Calatrava, c'è stata una governance che non si è interfacciata proprio con niente. Noi abbiamo qui una sorta di narcisismo politico e di protagonismo architettonico che hanno ignorato bellamente una tradizione millenaria, una situazione di esigenze di richieste effettive della città e della popolazione, addirittura anche degli handicappati che erano stabiliti per norma dalle leggi europee. E allora vedete, per concludere, bisogna anche chiedersi perché succede questo. Perché lo si fa molto spesso in nome di una modernità, in nome di falsi idoli. Non è possibile
che una persona intelligente come Cacciari dica che il futuro della città è a Mestre, se non perché c'è una condivisione di modelli culturali che rendono incompatibile la conservazione di Venezia. E questo noi dobbiamo chiederci quando ci poniamo il discorso della invenzione della città. Ma secoli di fatiche che poi ci hanno consegnato una città che è meravigliosa, detta di tutti. Eppure noi abbiamo, per alcune persone intellettuali, persone di potere, uomini politici, che ci spiegano che il futuro della città è Mestre. Ma noi siamo in una civiltà anfibia, in una città che ha delle caratteristiche ambientali e culturali uniche. Non possiamo essere confusi con Mestre. Ecco perché io ho scritto in risposta a questo libro che è Venezia, civiltà anfibia, e ho continuato a scrivere saggi anche sul ponte di Calatrava e sul resto. Perché? Non per polemiche, perché qui è un discorso culturale, è un discorso di diritto alla specificità ambientale, storica e appunto è un problema di difesa di una civiltà. Questa che alcuni non capiscono perché hanno dei modelli diversi di riferimento. È sempre questo famoso schema che io amo, cioè la cultura e la natura, che in questa città hanno avuto la loro sintesi. E quando questi poveri profughi sono arrivati, dopo i loro seguaci, i loro successori, ne hanno fatta tanta di fatica e di strada, e hanno fatto tanta fatica proprio per darci questa città anfibia. Questa città anfibia dovrebbe essere il banco di prova per tutte le specificità che in questo mondo globalizzato sono schiacciate dall'omologazione, da falsi modelli di modernità. Ecco, la nostra città, quando Corbusier venne e visitò Venezia, fu ammaliato dal fatto che era l'unica città al mondo che nel passato aveva realizzato quella che era l'utopia dei tempi odierni del futuro, una duplice viabilità che non interferiva. Il pedone passa sul ponte, contemporaneamente la barca passa sotto il ponte ad arco. Questa duplice viabilità l'ha realizzata dai tempi che furono. Bene, estasiò Le Corbusier, come Renzo Piano è stato estasiato dai nostri sottoporti e dalle nostre soluzioni urbanistiche. Perché? Perché era una grande repubblica che aveva cercato di gestire la res pubblica, la cosa comune, come veramente fosse cosa di tutti, con una governance che non si faceva intimidire da falsi modelli di terraferma. Grazie.